Adesso quello che noi ci auguriamo è che questa persona venga consegnata alla giustizia italiana. Sulla stessa lunghezza d'onda i cittadini di Lonigo, dove vive la famiglia di Rebellin, che hanno appreso la notizia dell'arresto del camionista accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. A distanza di 7 mesi dalla tragedia che ha scosso la comunità, chiedono che la giustizia faccia il suo corso in nome del campione e dell'amico che qui tutti conoscevano, seguivano e amavano, e non solo per le imprese sportive. Perlomeno è stato trovato il responsabile e si spera che paghi questa volta. Mi rincora il fatto che abbiano preso questo personaggio, questo camionista, se non ho capito male, che ha commesso un atto di omissione di soccorso. Siamo contenti che è stata arrestata la persona che ha fatto l'omicidio, perché è un omicidio per me. No, come persona la seguivo come sportivo. Sì, è stato un grande, ha vinto parecchie cose. Era mio amico. Noi leoniceni ci siamo rimasti male perché io conoscevo Davide, andavo nel suo locale, era una persona semplice, tranquillissimo, brava persona, bravo atleta, ma una persona semplice. Non meritava questo e signora, ci siamo rimasti molto male. È stato un simbolo perché fino a 40 anni è sempre andato forte, è sempre stato un professionista e quindi per tutti quanti è stato un esempio di perseveranza. Intanto la giunta comunale nei giorni scorsi, in omaggio al campione, ha deciso di intitolare la pista ciclopedonale sul Gua a Davide Rebellin, cerimonia di intitolazione che sarà a settembre. La cerimonia di intitolazione l'avremo fatta, probabilmente sarà a settembre, non appena avremo l'ok, con il coinvolgimento ovviamente della famiglia e poi di tutto lo stuolo di ragazzini ciclisti, che sono parecchi qui a Lonigo e nei dintorni, proprio per ricordare adeguatamente Davide.